Bisogna intensificare ogni sforzo di carattere diplomatico da parte del nostro governo per cercare di portare Alberto Trentini a casa. Noi siamo anche disponibili come parlamentari a costituire una delegazione che possa andare ad incontrare le autorità venezuelane, a interloquire, a parlare con Alberto, a fare tutti gli sforzi per poterlo riportare dopo 301 giorni di detenzione. Una delegazione di parlamentari italiani in Venezuela per favorire il ritorno a casa di Alberto Trentini. Il senatore veneziano Andrea Martella lancia la proposta da un affollatissimo incontro al chiostro dell'M9, dedicato nell'ambito del Festival della Politica di Mestre, proprio alla detenzione in Venezuela del cooperante del Lido. Il 15 novembre 2024, mentre si recava a prestare la sua opera di volontariato per una ONG che si occupa di disabilità, Alberto è stato fermato ad un posto di blocco e arrestato senza la contestazione di accuse formali. Poco ha convinto l'intervista in cui solo recentemente il ministro degli esteri venezuelano Iván Gil ha parlato di un procedimento in corso, negando ci siano state violazioni dei diritti umani. Nessuno sa niente, cioè la famiglia, l'avvocata, l'ambasciatore, che caspita ne so. Sono rispettati i diritti umani quando si trattiene una persona per un anno in carcere? No, non credo, soprattutto non c'è nessuna imputazione, non si sa nulla, quindi certo che no, i diritti umani non sono rispettati. Da tempo residente a Lido, l'attrice Ottavia Piccolo, presente a Mestre come attivista dell'associazione Articolo 21, ha letto una lettera al mondo del cinema inviata dalla madre di Alberto per ringraziare il Festival del Lido dell'interesse che ha manifestato per il figlio. Mi chiedo spesso, scrive la madre di Alberto, cosa penserà questo ragazzo del suo paese che per mesi l'ha abbandonato e non si è adoperato abbastanza per liberarlo. La figlia del presidente di municipalità del Lido è stata battezzata assieme ad Alberto Trentini. Emilio Guberti quindi conosce bene la famiglia. Penso che sia in una prigioniero di un gioco ben più grande e che al di sopra delle non sue colpe sicuramente. Tutti sperano e vogliono la liberazione di Alberto, ma c'è un particolare di questa vicenda che divide le opinioni. La cosa che mi preoccupa è che invece dal nostro governo non vengano particolari come dire, attenzioni. Non abbiamo sentito mai dire il nome di Alberto Trentini, che so, dalla Presidente del Consiglio. Probabilmente sin dall'inizio noi anche come amministrazione comunale se eravamo contattati, c'è stata data l'indicazione da parte dell'avvocato di famiglia di tenere un profilo molto basso. So attraverso anche il sindaco che si è interessato che l'interessamento da parte del governo c'è, probabilmente stanno facendo delle trattative chiamiamole sotto traccia.